Siamo in compagnia di Checco Fele, responsabile delle rappresentative sarde. Insomma, siamo arrivati alla fase decisiva delle scelte. Com'è la situazione? Ma ogni categoria ormai è arrivata al punto che si è arrivati più o meno a 25 elementi, all'interno dei quali poi verranno scelti i 20 che andranno a fare il torneo delle regioni. Mi pare che tutte e tre le rappresentative siano abbastanza equilibrate e quindi in grado di fare un buon torneo delle regioni. Stiamo cercando un modo per ovviare all'inconveniente che ci deriva dal fatto che siano già finiti i campionati, per cui non vorremmo incorrere nella stessa anomalia che ci è capitata l'anno scorso, e cioè arrivare al torneo delle regioni con una condizione diciamo psicofisica non adeguata, in quanto il fatto di dover interrompere l'attività agonistica ci penalizza più sull'aspetto mentale che su quello fisico. Ecco, nelle scelte dei tecnici lei ha riscontrato quali tipi di criticità? Insomma, ci sono alcuni ruoli nei quali è difficile trovare delle alternative? Devo essere sincero, avevamo qualche dubbio per quello che riguarda la rappresentativa giovanissimi, che come tutti gli anni però all'inizio appare in un modo e man mano che passano i mesi si stabilizza in un'altra situazione. Quindi anche i giovanissimi a questo punto delle selezioni dimostrano di avere un'impronta di squadra ed una tenacia che da gruppo li fa diventare squadra. Ecco, lei dal lato della sua lunga esperienza nel calcio sardo, insomma, come vede i giovani di oggi dal punto di vista della preparazione e dell'allenamento? Dunque, mi vorrei rifare ad una frase che qualcuno a livello generale, non esclusivamente politico, ha detto l'altro giorno. Rischiamo di perdere una generazione che è la più istruita fra tutte quelle che si sono succedute da quando il mondo esiste, e questo è vero. E anche da questo punto di vista, per quanto riguarda il calcio, secondo me è così. Però, a differenza di altre generazioni, questa è una generazione poco saggia. E cioè voglio dire che si trovano giocatori molto forti da un punto di vista fisico, anche tecnico, ma non hanno saggezza comportamentale poi in campo. Ovviamente questo concetto non riguarda tutti, ma riguarda una buona parte dei ragazzi in questo momento. Poi magari le perdono strada facendo, però fino ad una certa età è così. Benissimo, noi la ringraziamo, facciamo un grande in bocca al lupo a lei e a tutte le rappresentative per il prossimo torneo delle regioni. Grazie a voi. Grazie.